Chi ha intenzione di ascoltare il Presidente del Consiglio italiano Conte? Non può certo essere la magistratura a risolvere il problema dei migranti. E mentre il ministro Salvini mantiene la linea dura senza mollare di un solo passo, il governo diventa luogo di scontro tra gli stessi alleati. A far discutere anche l'intervento del presidente della Camera Roberto Fico, secondo il quale le persone trattenute sulla nave Diciotti devono essere lasciate libere di sbarcare per poi procedere alla loro ricollocazione. La risposta di Salvini non si è fatta attendere. Io faccio il ministro dell'Interno, tu pensa a fare il Presidente del Consiglio. Questo in sintesi il botta e risposta tra Salvini e Fico, con il governo messo a dura prova. Come dire che sui migranti il governo rischia di scricchiolare. Intanto rimane serio il problema sanitario legato alle condizioni dei minori fatti sbarcare a Catania con diversi casi di scabbia accertati. Ed è proprio il problema sanitario a preoccupare maggiormente. Ben vengano gli aiuti purché si valutino per bene i rischi. Questa è l'opinione della gente. Io, dice Salvini, ho il mandato per difendere i confini del nostro paese. Sarà pure sbagliato il suo modus operandi, ma l'unica certezza è che sul fronte degli sbarchi, senza alcun controllo, qualcosa bisognava farla. Il dibattito politico sulla vicenda migranti si è infiammato nelle ultime ore anche a livello locale. Sulla vicenda, infatti, è intervenuta Ida Carmina. Il sindaco di Porto Empedocle non ha dubbi che l'Italia non può continuare ad essere la Cenerentola d'Europa, lasciata da sola ad affrontare l'esodo. Il sindaco Carmina, esponente del Movimento 5 Stelle, si dice praticamente d'accordo con il ministro Salvini della Lega. Il problema, aggiunge il sindaco di Porto Empedocle, sindaco di una città di frontiera che conosce bene la questione, non sono i 177 della Diciotti, ma l'atteggiamento di indifferenza dell'Europa. Il presidente Fico, del movimento cui appartiene Ida Carmina, non è d'accordo con Salvini e Salvini sicuramente sarà contento di trovare in esponenti locali pentastellati come la Carmina la solidarietà politica che in questo momento non guasta.